sto facendo un video sulle storie dal Friuli, no? Che secondo me è una roba interessante, no? Sì, sì, bello, bello. Perché se vuoi fare un video di storie, no? Comunque, ti stavi dicendo, che stavi pensando che queste robe di fa una roba storica, no? Mi piace ascoltare le storie, a me in maniera semplice. Mi fa benissimo, però, esatto. Tranquillo, non sta. Tipo Bertoldo di Andex, che sicuramente ti ho sveduto. Sì. Ti ho sveduto? Sì. Mandi int e benvenuti a questo nuovo video dai TNF in Dalchiast. A sono un evore contento di aver saputo che us plascon che conti le storie dal Friuli. E siccome io sono una persona un evore generose, anche che puntate qui, us conti le storie dal Friuli. Però, aspetta, le storie dal Friuli avvengono robe lunghissime. Sì, forse le mie sono scelte su un paese. Sì, le storie di un paese. Scelte a caso. Se paese. Certo, non è facile, c'è un po' di fare una storia dal Friuli, ma di fare un paese, ma c'è paese sceglio. A cui lei, ma qui lei, cioè, è un tomo grande, civiltà, compagni, forum miuli, diventa, non sa mai, proprio te, c'è paese. Boh, il paese allo vincelt, Chiasielis. Come vendi capì, troppo contato, vendi contato all'inizio. All'era un dinosauro di Chiasielis. No, forse così alle masse inizi. Le origini dal paese si possono fanare intorno all'anno 1000. Probabilmente erano già popolazioni precedenti di qualche nomade, di qualche etnie slave, ma dicono che ufficialmente, quando il patriarca Giovanni di Aquileia ha regalato una serie di paesi alle muinis di Aquileia, alle benedettinis, tra cui anche risulta Caselle, che da etimologie dal nome può essere riferita a piccole case, di cui il nome moderno Chiasielis. Disin che le badesse, che erano le cappe dagli muinis, pagave le protezioni al patriarca, in cambio appunto dei benefici che poteva attaccare da il paese con che gli altri mettusi insieme. Alva dite che sempre sceglieva il cappellano, il capo puest, no? Con un rito un'evore particolare, che era chiamato il rito dell'anello, che assomigliava quasi di simulare una sorta di matrimoni spirituale tra ie e chi cappellano che avresti tenuto a mens parie le zone interessate. Dome dopo a podinve scritti claris su quanche Chiasielis ufficialmente le nasut. Dal 1037, con che il patriarca di Aquileia Popone ha continuato con un documento ufficialmente scritto a dare il feudo alle Smuinis. Ist alle latin davanti ai teams queste situazioni, con conferme e riconferme dal feudo agli benedettinis. Piccole eccezioni dal 1229, quando il patriarca Bertoldo di Andex, che è tabbaiato di lui in un video che se vai a sgarfucciare dai miei vari video dei TNF, a dovresti scombinare chiatallo. Boh, stavi dicendo che Bertoldo di Andex si è dismentea di Chiasielis. Cioè, Robin, tu darei colpa a me e noi, no, va bene? No, non è che si è dismenteata, non è che l'era dome Chiasielis, era in tanti paesi, e tagliati i notarili, al poteva succedere che avveniva fatta qualche mancanza, invece per lui aveva di pensare al toccai, alle birre di Andex, no, sto scherzando, che non c'entra. Però si sono parati il culo e suori di gente che tra il documento era scritto
che erano preveduti determinati omissis per distrazione, quindi ufficialmente il potere era restato agli muinis. Queste conferme dai beni alle muinis di Aquilea va in davanti alle storie, attraversando tutto il Medioevo. È difficile un po' immaginare come che poteva essere le vite tachiainschi, sicuramente non come Cumò, il centro cui sa la calere effettivamente. Ma i paesi attaccavano in chiappa importanza, attaccavano a sé veramente alc di fondamentale per sì all'unirsi dalle persone, ma soprattutto per creare dei beni, per creare dalle situazioni di benessere in generale. Si va in davanti al Medioevo, dicevi, fin anche arrivi alle spicciulis grandis, barufis che potevano intercorrere tra i feudatari e il patriarca in sé, perché era come un conflitto di interesse, capisci? Queste fasi, a fase che da quel periodo lì, addirittura il Papa di Roma è venuto a proteggere, a confermare ulteriormente che le muinis avevano di comandare e basta, erano loro che paronis e basta. Con le varie conferme quindi alle muinis, arriva infine al 1400. Il 1400 dà l'inizio al culto di San Valentin, quando si comincia a venerare questo santo come protettore del paese e soprattutto protettore dal mal caduco. Dove dopo hai una sua delle tradizioni un po' generale di riconoscere San Valentin come il patrono dai innamorati, che è un male anche quello. Ma andiamo in davanti. Il 1400 avviò un'altra grande variazione. Avviò l'arrivo delle Serenissime Repubbliche dal nostro territorio furlan. Dal 1428 Vignesie era subentrate in tutte pardot dalle vite dal Friul. Di una banda lo aveva ridotto un po' più di un'altra altro non aveva subito le nostre terre l'ennesime fra virgolette invasioni. Da quel periodo lì, dal 1400, appunto, era un'altra plaga saltata fuori, che erano i Turks! I Turks arrivavano dalle Dalmazie, incazzati come bestie lì, l'avevano di qua, l'avevano di là, col fortune, le avevano conquistato loro, correvano come disgraziati, correvano di qua, correvano di là, correvano via, tornavano qui, e conquistavano di chi paese, stanno le vere che le croniche sa dite che sono arrivati a chiacchiarsi, e lì hanno impironato, io hanno buttato a spartiare, io hanno... No, è vero. No, i Turks sono stati anche dalle nostre sbandis, ma anche se sta specifico, sono sviadresi. Non c'è da niente di buono, e dite, c'è fasino qua. E però le badesse attentati là dal patriarca o dal papa a domandare il risarcimento d'ans. Ma anche che non erano mica tanto mone, sono là a controllare, hanno effettivamente veduto che non era succeduto niente, ne saccheggio, se tanto mancul muars. Quindi io penso che sia stato il primo ufficiale tentativo di fregare l'assicurazione. Andiamo avanti con le nostre avventure portanti nel nostro paese fino all'inizio del 1500. E il territorio come era sotto le famosissime divisioni create da guerre e quintriguerre, di alternarsi di potere tra le Serenissime Repubbliche e l'impero asburgico. Vignesie e Austria, e lì le battaglie erano sì sui ponti clav dal nostro territorio, in primis all'era Maran, come ponte fondamentale di gole di accesso per una serie di motivi, lo sbocco sul mare, perché era strategico, eccetera, eccetera. Però anche i piccoli paesi hanno avuto a che fare con queste battaglie. Venga stai che le monache stesse si chiattin sierrat l'ordine, e in quel caso lì si doveva individere tra Cividal e Aquilea Parzecchist, perché aveva in voglia di mantenere i privilegi sia a Vignese sia in Austria. Disi stupidi tu, quindi loro con le scuse di là in feris ci facevano ci arrivano di mettere sia un pidut di qua sia un pidut di là per mantenere il feudo d'Uzzo al di là di cui parzore di lui poteva essere il parone.
Dal 1545 alle un altro fatto importante che al subentre, al subito il Concilio di Trento, parce che vedi capì che l'Eglise al tempo a sia quarte che aveva chiappato una deriva un po' strana, un po' masse mondane, un po' masse di fa feste. Infatti le smuinis in tutta lì a fa sagris. Tant'è vero che il rettore Pellegrino di San Severino, un nome che fa rime tra l'altro, arriva dal nostro territorio e parla un sistema di adulti e vede che le robe che erano propriamente religiosi come che si poteva immaginare, erano poi portate al fatto economico mero e becero, venga stai che hanno deciso di unire la plebe a che di la variante e di fatto anche il quartiere sarebbe dovuto passare per semplicità disegna al plevan di Lavarian. Le muinis all'inizio non dite noi un po' anche incerte sul loro futuro, Vegnese, Austrie, patriarchi, pape, feudos, non sapevano ben se fa, allora non si sono lamentati poi di troppo. Per dopo venire criminale il dut, addirittura col pape, aveva stai che alla fine le muinis hanno avuto ragione per l'ennesime volte con le loro proteste. E il rettore successore di Pellegrino, che si chiamava Francesco, sempre di San Severino, si vede che i colloqui di lavoro facevano là, al deciso di tornare dai benefici che poteva dare Chiasielis alle muinis. Tanto è vero che quando si presenti che di lavariamo con il plevan a domandare il quartes, a chiatti in l'Eglise si arade, e nessuno aspettava. Di fieste pianti o scherzi ho ritové alle che come il freno fa da fieste come che anda in ves ma se di fieste pianti o scherzi ho ritové alle che come il freno fa da fieste come che anda in ves. Le battaglie, fra virgolutis, che andavano oltre al discorso religioso o di cui che poteva avere i benefici dal feudo tra la Varian e Chiesa, sono andati in davanti anche dal 1600, facendo battaglie sunculate, si facevano dispiezzi tra paesani, no? Non arrivi a capire che potevano fare, magari spostavano ogni dì il cartello, la Varian Chiesili, se tu fai ognuno, non sai. Arrivin dal 1600, dicevi, e dal 1600 si cale un'altra ombre un po' su tutto il territorio e si chiama Inquisizione. L'Inquisizione, pensi che avete saputo perché ieri sempre sulle onde dal modernismo religioso, di findi assolutamente il credo, ma tanti volte non era altro che una maniera come un'altra per privare le persone dei propri beni, dalle proprie tiaris, con una scusa, non potendo farlo in una maniera legale o giusta, perché non sarebbe stato giusto, si inventava, in tanti volti si inventavano liendi e conti su strions, per poter condannare, quindi eliminare qui che poteva essere in una maniera che altre scomodo a chi aveva il potere. E l'Inquisizione, a quanto pare, è arrivata anche a Chiaseli, sì, esattamente. Sarà chiappata con una certa Angela Pittis, che non sai qui che è stata inquisita per un fatto, un lavoro singolare. A Vegnastai, che una certa Angela Pittis era appita alle strade che portava di Mortean a Chiasielis. Io dentro arrivava un signor culichiar a pensa di domandare un passaggio, ma che chi le manda in casin senza neanche un fastidio. Allora io per vendicarsi gli fa saltare fuori dal chiar di chi sax dalle blave, così hanno detto in tribunale. Dal 1683 la Serenissima aveva colà e di conseguenza anche il potere che la durà di una vita, di quando esiste il paese, alle muini salven
a mangiare anche lui insieme con chi destin. Di lì un po' il territorio di Chiaselis al passe ai privati e lì si taccheggia a di una similarità di teams modernos. O mi fermi con le storie di Chiaselis che hanno Sacchi, semplicemente perché già il video non è vorrei lungo, che può essere noioso veramente. Sono ridotto per un altro motivo, perché tabbaiare dei teams modernos di un paese tuttora esistente non ha senso, quindi mi fermi lasciando qualche date a casa che voi a lei che un po' di sei curiosi su ciò che riguarda il nostro paese. Dal 1676 hanno finito la Glesie vecchia, che tuttora si può vedere in parte. Dal 1799 i Chiaselis vengono aggregati alle plebe di Mortean. Come alle sotto del comune di Mortean, sapete quindi che esiste per un lavoro di anni un paese indipendente, con la modernità, a Sinas, si diventa una frazione. Ma non importa, perché queste le storie e queste sono amministrazioni moderne. Dal 1230 è stato finito il campanile. Dal 1255 ha scoppiato un'epidemia di peste. I team erano che ieri. E il cimitero l'hanno spostato. Avete sapere che il cimitero una volta era lì, da Urda Glesie. Lì che era il piccolo curtilot che aveva già i frus a dottrine, e che è stato spostato dall'attuale posizione del cimitero. Nel 1922 arriva Don Pietro Tosorati, che ha dato il via a tante situazioni moderne, il via al paese per come che lo conosciamo come e per come che le vignoto. Ho segni in team su nevore recenti e quindi come le memorie resta da che poi anziani che magari l'hanno tramandate a figli e nevos e i pons un po' più vecchius e storici dal paese hanno detto tantissimi perché sono la spierdos dei teams, non necessariamente il centro paese all'era quel che alle Cumò, ma anche qualche traccia a Tor si può chiattare. Con questo, ho penso di aver fatto un piccolo riassunto velocissimo delle origini di Chiaselis, dal 1000 fino al 1800. E con questo saluti, grazie dell'attenzione e si vede a bevi un tai di qualche banda. Mandi dai TNF. Io lo sai, c'è molte nas primavere e c'è molte amai e molte sere che sa di temporale.